Benvenuti e buona vigilia a tutti. Oggi è martedì 24 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 16:47. La luna si leva a 00:59 e cala alle 12:28. La chiesa oggi celebra Sant'Adele. Il nome Adele ha origine tedesca e significa di nobile aspetto. Oggi 24 dicembre è la vigilia di Natale e viene ampiamente osservata come un giorno festivo in previsione del giorno di Natale. Come il Natale nasce come festività cristiana, ma viene ben presto accolta da tutta la società occidentale. La sera della vigilia di Natale è un momento magico in cui si condivide la cena con parenti o amici ed i bambini aspettano intrepidi l'apertura dei regali allo scoccare della mezzanotte. Tante le attività da poter organizzare insieme, dal film a tema natalizio ai giochi di società che coinvolgono adulti e bambini, sempre all'insegna dell'allegria e della condivisione. Festeggia 53 anni il cantante portoricano Ricky Martin, all'anagrafe Enrique Martín Morales. È considerato il re del pop latino, a livello internazionale si è imposto con l'album A Medio Vivir e soprattutto con il singolo Maria. Sono 76 le candeline per l'attrice Edwidge Fenech, icona sexy del cinema anni 70. Ha recitato accanto a famosi attori comici come Lino Banfi, Renzo Montagnani e Alvaro Vitali. Il successo in TV è arrivato più tardi, quando è stata chiamata a condurre Domenica In. Lo scorso anno ritorna al cinema come protagonista, diretta da Pupi Avati, nel film La 14ª domenica del tempo ordinario. Infine compie 39 anni l'attrice Ilenia Pastorelli. Nel 2016 con il suo film di esordio, Lo chiamavano Gig Robot, ha vinto il David di Donatello per la migliore attrice protagonista. Nel 2022 viene diretta da Dario Argento in Occhiali Neri. Al Teatro dell'Opera del Cairo, il 24 dicembre 1871, venne eseguita in pubblico per la prima volta l'Aida, capolavoro di Giuseppe Verdi. Tutto partì da un'iniziativa del viceré d'Egitto per festeggiare l'inaugurazione del canale di Suez, avvenuta nel novembre del 1869. Ma è possibile che un pianeta si raffreddi? Ebbene sì, ed è quello che sta succedendo ad Urano. Ciò è causato da un vento che è presente su questo pianeta, vento che sembra essere generato dal Sole. Urano è da sempre stato un oggetto di studio perché presenta alcune caratteristiche diverse da tutti gli altri pianeti del Sistema Solare, come l'asse di rotazione molto inclinato, per cui si presume che abbia avuto una collisione con un asteroide gigante. Buongiorno ai 12. La Luna oggi sembra portare un po' di magia con un bellissimo trigono a Venere e un'altra a Giove, tutte e tre a sviluppare questo grande trigono positivo che parla di amore e di serenità. Giusto in tono per la vigilia. Vediamo cosa succede ai 12. Ariete. È la famiglia che sicuramente polarizza molto la vostra attenzione. Gioco forza però, perché proprio un nuovo amore appena nato vi chiede attenzione. Cercate di distribuirvi bene, ma non siate insofferenti nei confronti degli impegni e l'organizzazione familiare. Toro. È una giornata talmente bella e che irradia talmente tanta positività che Venere fa il suo dovere, per cui è proprio la vostra organizzazione tattica che riesce molto efficacemente. Sicuramente il vostro tempo preferito sarà speso in cucina ed è decisamente con amore e per la gola che sedurrete tutti. Gemelli, giornata oggi splendida, visto che sul Giove, seppur retrogrado, convergono il trigono sia di Venere che di Luna.
Una giornata assolutamente molto piena d'amore, d'affetto e soprattutto votata al relax, proprio perché questo Natale all'insegna del benessere, della rilassatezza per voi. Venere ha compiuto una magia, ha fatto in modo che pensaste di meno e vi rilassiaste di più. Cancro, giornata assolutamente indecifrabile per quello che riguarda proprio la vostra luna, che seppure in quadratura crea dei magnifici effetti. È talmente positiva che troverete assolutamente il conforto in famiglia, ma anche assolutamente la considerazione della solidità dei vostri effetti e delle vostre possibilità. Cercate con il partner di tesaurizzare il percorso fatto, proprio perché l'idea del tempo e della solidità che avete costruito è qualcosa che vi dà forza. Leone, giornata oggi decisamente molto piena, organizzazioni collaterali con famiglia, con figli, con tutta una serie di persone che volete assolutamente al vostro fianco, un po' di confusione, ma oggi riuscirete ad avere tutto intorno a voi. Beh, è il vostro regalo di Natale. Vergine, giornata oggi abbastanza casalinga per voi, è il caso di chiudersi negli affetti e di riprendere delle abitudini che avevate un po' tralasciato, quelle un po' più intime, quelle che hanno a che fare con le tradizioni e la casa. Proprio perché siete molto attenti a queste cose, oggi farete del vostro meglio per far star bene qualche affetto familiare importante. Bilancia, siete uno dei pilastri su cui poggia questo meraviglioso trigono. Ecco, il fatto che la Luna che ospitate nei vostri gradi sia in trigono, sia a Giove positivo, sia a Venere, la dea dell'amore, nonché il vostro pianeta, oggi vi fa parlare d'amore. Avete cambiato totalmente mood e anche se eravate riluttanti a immergervi nelle festività, ora state riscoprendo la piacevolezza dei vostri effetti e delle vostre tradizioni. Siete amatissimi. Scorpione. Oggi è una giornata in cui farete di tutto per riattivare un po' l'intuito affettivo che avete perso, di ripescare degli affetti veri e assolutamente di fare una specie di classifica dei vostri affetti più importanti. Farete un compendio affettivo del vostro percorso costruttivo in amore quest'anno e cercherete in tutti i modi di rendervi fieri di quanto avete tesaurizzato. Sagittario, oggi è una giornata con Venere e Luna amiche, anche se Giove è sempre in opposizione, è comunque una vigilia di liberazione per voi. Molti di voi preferiranno passarla con amici o essere comunque un po' meno tradizionalisti e più accomodanti rispetto alla goliardia. Capricorno, giornata oggi densa di emozioni, proprio perché qualcosa ha a che fare sempre col passato nel vostro caso, in quanto figli di Saturno è proprio il pianeta che tiene banco il vostro astro e oggi sarete disposti a tutto pur di salvare le tradizioni del passato, avere affetto e attenzione magari per qualche anziano parente e soprattutto per rendervi partecipi della vostra solidità appena conquistata, tutto in maniera molto serena, senza troppe esagerazioni. Oggi siete particolarmente romantici. Acquario, a proposito di romanticismo, Venere è tutta vostra, sia con la Luna che con Giove. Più di così non potrebbe accadere. Finalmente il vostro cuore si scioglie e anche con l'intrigo di Plutone è nata una passione che vi scalderà il cuore e sarà il vostro regalo natalizio. Pesci, cosa trovate voi sotto l'albero? Una serie di visioni, di affetti e assolutamente una pace conquistata e riconquistata. La luna oggi è molto più clemente, le ansie e le confusioni sembrano essere volatilizzate. Ora penserete semplicemente a essere affettuosissimi con la vostra famiglia e chi amate, senza che nessuno possa turbare questa felice quiete. Durante la Prima Guerra Mondiale, precisamente nel 1914, venne istituita una tregua di Natale. I soldati lasciarono le trincee e la vigilia di Natale entrambe le fazioni si recarono in una cosiddetta terra di nessuno, una specie di zona neutrale, per scambiarsi auguri e regali. L'espressione avere il braccio corto sembra non derivare dalla sua interpretazione letterale, ma da un'usanza dei venditori di stoffe del passato.
In quel tempo la stoffa veniva venduta a braccia, dove l'unità di misura era proprio il braccio del venditore. Alcuni commercianti, accorciando di nascosto il proprio braccio, vendevano meno tessuto pur mantenendo lo stesso prezzo. Più che avari erano dei ladri. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il pittore Vincent van Gogh. Alla fine del 1888 la sua amicizia con il collega Gauguin finì in tragedia. Dopo un progressivo deterioramento dei rapporti, il 23 dicembre 1888 Van Gogh si amputò l'orecchio sinistro con un rasoio, consegnandolo poi a una prostituta. Il giorno dopo, il 24 dicembre, fu internato in un manicomio. Soffrì di schizofrenia, depressione e allucinazioni, aggravate da abuso di alcol. Incompreso in vita, il suo genio venne universalmente riconosciuto dopo la morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nel bel mezzo dell'inverno ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate. L'appuntamento di oggi termina qui. Mi raccomando, questa sera non fate le ore piccole perché noi ci rivediamo anche domani con il nostro almanacco. Buona giornata e buona vigilia di Natale dalla vostra Martina.